E se invece gli metto un po' di colorino si sente meno, perché questi per poterli smontare io devo farli con dello stucco, sai, del gesso, qualcosa che si rompa subito quando li devi smontare. Queste, Dario, sono sculture fatte con resina e legno? Questa è resina acrilica. Ah, resina acrilica. Prima li faccio d'argilla, scala 1-1, poi faccio il calco e poi le rifaccio di argilla, di resina. E vedi, asciugando sparisce un po'. Allora, Dario, parlaci un po' di questa tua esibizione sarda. Ma io avevo partecipato un paio di volte con dei lavori al Festival di Berchidda, al Festival Jazz di Berchidda. E Giannella De Muro, che organizza il Deus Ex Machina di tutta questa cosa, mi aveva invitato alcune volte ad andare, partecipare, eccetera. E io non ho mai avuto la possibilità di venire perché non potevo. E allora in questa occasione mi ha chiesto, mi ha detto: ma dai, vieni. Potevo e sono venuto su e ho portato qualche lavoro perché mi piace molto questa struttura, mi piace l'idea che hanno loro di realizzare in un luogo come questo, più o meno sperduto, un piccolo museo straordinario, anche architettonicamente bellissimo, e quindi mi ha fatto piacere far parte di questo progetto e sono qui. Allora, parliamo un po' di quando risale quest'opera? Dai, non hai voglia? No. Sei stanco? No. Esausto? Ho fatto 4 mostre in 5 mesi, non ne posso più, dico vabbè. sempre le stesse cose. Lui ha detto delle cose perfette, bellissime. Attendite a quello che ha detto. Io l'ho già detto, ho già parlato. Lui ha già parlato e tu, quindi va bene. Tu trasmetti quello che, o usa quello che ha detto lui, che va bene. Io sono finito. No, anche perché poi dico sempre le stesse cose. Parlo sempre le stesse cose. Vabbè, No, almeno... Questa è interessante, no, è bella anche qui, però era bellissima in chiesa, perché c'era questa, io questa sono l'hai esposto ateo, sono ateo. Io ho visto il catalogo. Erano 2, quello grande. Quello grosso, sì. C'erano Non ci 2 sono in più quelle venuti. nicchie bellissime, l'ho fatte apposta su misura, e erano proprio di misura per quelle nicchie. Ed erano belle, e a me divertiva molto questo fatto qua, no? Che dicesse: guarda che devi morire, ricordati che devi C'è morire. questa dimensione appunto dell'ammonimento, no? Sì, ma spesso io in molte, adesso qui no, ma nei disegni soprattutto, sono tantissimi disegni dove indicano sempre qualcosa, non so cosa. Qui. Ha chiamato Giannella, ha detto di fare una verifica sulle didascalie e decidere come mettere, perché sono solo portate. Allora, Ivo, tu presenti la mostra di Dario Ghibaudo oggi a Sì. Curatureddu, Tempio Pausania. Che cosa ci dirai di bello, di nuovo, di vecchio, di antico? Ma non lo so, non è facile dire qualcosa di nuovo su Ghibaudo perché ne hanno scritto in tanti, perché è un artista insomma complesso, famoso, di livello internazionale. Ritengo la sua ricerca estremamente attuale, nel senso che veramente ci mette direttamente a confronto col mostro, cioè con qualcosa che già Bernardo di Chiaravalle aveva già individuato nel XII secolo, però allo stesso tempo anche col potere seduttivo dell'immagine, perché queste sono immagini, sono forme che, come dire, come per San Bernardo, attraggono e respingono, perché sono altro da noi, è qualcosa di alieno rispetto a quello che è il consueto, però appunto come lo stesso concetto di mostro, che in qualche modo deriva da due verbi latini, monere e mostrare, quindi ammonire e far vedere. Sono, come dire, messaggi, in questo caso non messaggi divini, ma messaggi dell'artista che ci lancia, come dire, un messaggio di attenzione a ciò che
che può succedere, o ciò dove forse stiamo andando, nel senso che è una società ibrida, una società non più convenzionale, non più stereotipata come quella che ci vogliono imporre e che stiamo conoscendo. Quindi Dario possiamo considerare un artista molto attuale. Assolutamente, attualissimo, perché proprio ci mette direttamente con la forza persuasiva di queste immagini, che peraltro sono immagini coltissime perché, come dire, dimostrano una conoscenza dell'arte del passato incredibile, non solo nella manualità ma anche nelle forme, attualissima perché appunto ci mette davanti a un confronto con quella che è una realtà che sembra paradossale in queste immagini, ma che invece ci apre verso un futuribile mondo in cui tutto è possibile, tutto è concesso. Poi ovviamente tutto è concesso al mondo della fantasia e dell'arte, e qui c'è veramente un tripudio, un'esaltazione, c'è la meraviglia, ma la meraviglia in senso barocco, no? Perché come diceva il Marino, del poeta il fine la meraviglia, in questo caso è dell'artista il fine e la meraviglia, e Guy Baldor riesce a meravigliarci. Grazie.